Per noi è una mattina speciale perché questa mattina abbiamo deciso di aprire un po' al pubblico e comunque inaugurare il murales che è stato creato sul muro del nostro laboratorio di meccanica. E questo è stato realizzato grazie a un progetto, il progetto del bando aperto scuola della Fondazione Banca del Monte. Oggi non c'è qui il presidente della Fondazione Banca del Monte, Giorgio Lazzarini, che però porta i suoi saluti e ci ha detto a me e anche a Melania insomma è molto dispiaciuto di non poterci essere, però è con noi moralmente. E il progetto si intitolava Arti e mestieri nella scuola del fare, perché questa, come sapete, è la scuola del fare, dove ci sono gli sviluppi delle professioni di meccanica, ristorazione e benessere. Le classi coinvolte nel progetto sono state la prima conciatori e la prima meccanici, però anche in realtà i meccanici 3 che hanno pitturato di bianco tutto il muro perché prima c'era un murales precedente più vecchio e quindi hanno fatto un lavoro grosso ed è giusto che siano qui oggi a prendersi anche loro i complimenti. E vicino a me c'è Melania Ruggini, che è la presidente dell'associazione Art Flood, che è l'associazione che insieme a noi ha presentato il progetto e che ha portato a scuola l'artista che è la Fede, una ragazza di Padova, una street arter di Padova, di cui poi magari Melania insomma approfondisce un attimo il bio. Io però passo la parola a Melania e poi vorrei che i nostri ragazzi dessero una piccola testimonianza di come è andata l'attività e di se gli è piaciuta e ci dicessero com'è stato. Ringrazio anche il vice sindaco Doriano Mancin che è venuto a trovarci per questa inaugurazione, dopo magari anche lui ci dà un saluto e dico subito, passo la parola a Melania. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio Alessandra per questa grande opportunità, in quanto ci inseriamo in quello che è il Festival dell'Arte, la 10ª edizione, e siamo molto felici di continuare, di proseguire la nostra strada verso la rigenerazione urbana delle periferie, tornando a Portoviro dopo un po' di tempo e anche inquadrandoci in una scuola importante di formazione professionale. Anche noi abbiamo come obiettivo il fare arte a partire dai giovani, dai giovanissimi, quindi siamo dei talent scout, andiamo in giro per il Polesine dove abbiamo fatto ormai, questo è il 90° murales, quindi facciamoci un applauso come festival. È un giorno veramente speciale perché è una ricorrenza importante, 10 anni e 90° murales, e diciamo che la Fede porta appunto i saluti anche lei. Oggi era ad un altro evento perché lei è un'artista di Padova, ormai molto gettonata, e vediamo che la sua prerogativa sono questi volti di donne, no? Che si inseriscono benissimo in questa personificazione della scuola, l'immagine quindi di una donna sognante, perché è un invito ai ragazzi a non smettere di sognare e di credere in quelli che sono i loro obiettivi, i loro sogni anche professionali, e vediamo come sia molto attenta alla cura della acconciatura e quindi ci sia il rimando all'estetica, e anche ovviamente ci sono le chiavi della meccanica e poi c'è il mattarello della cucina, della buona cucina, e poi ovviamente ci sono questi fondi che hanno fatto i ragazzi. Hanno partecipato una 60ina di ragazzi, 2 lunedì consecutivi, il 23 e il 26, giusto? Sì. E quindi hanno dato vita a questa opera collettiva, perché appunto a noi piace lavorare proprio in comunione con i ragazzi. Abbiamo già trovato anche qualche eccellenza. L'ENAIP, sappiamo tutti, è importante per Portoviro, ma direi che è importante per tutto il Delta. L'ENAIP vuol dire qualità di chi si forma per entrare nel mondo del lavoro, e posso dire che il 70% che esce col diploma qui all'ENAIP trova il lavoro nel giro di qualche mese, quindi è una cosa molto molto bella che abbiamo nel nostro Delta. Anche la scuola del fare, ecco, una scuola del fare è tutto dire. ENAIP è un'eccellenza del territorio, ENAIP prepara giovani per il domani. Avere ENAIP è un grande privilegio, quindi ringrazierò sempre l'ENAIP di Portoviro, che ripeto, io considero l'ENAIP scuola del Delta.